sospiri e pianti verrà, che fanno stella accelerà, sole finestre passerà, col fazzoletto in mano, col fazzoletto in mano le là, e se su cavallo ti le là, vede il figlio a notti le là, vede gli andar soldati. La vita del soldato verrà, è una vita santa verrà, lui mangia bene il campa verrà, pensieri d'ordinà, pensieri che la onorerà, le quelle lamorosa verrà, tirati se la sposa verrà, e non farà il soldato. Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio Signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per me. Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani lei ritorni da me. Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Grazie
Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani lei ritorni da me, fa che domani lei ritorni da me, fa che domani lei ritorni da me. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Toma! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
o Edgar Marostica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história. Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Cha cha pum 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 cha cha pum. Eita lá! Che spettacolo, che maraviglia! No altri siamo qua un'altra volta. Mi vi domando permesso per venire dentro a casa vostra. Sì, Edgar Locatelli Marostica, la nostra equipe, ise qua, siamo parecchiai, siamo a punto. Ah sì, un altro martedì sera alle 7:30 fino alle 9:30 all'involta col nostro filo italiano. Qua in cantina, qua a Serafina Correa, capitale nazionale del Italiano, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil. Rio Grande do Sul è tanto c'è come ciò, come che volevate. Noi altri che siamo italiani siamo più del ciò che del c'è. Ben cosita. L'è un piacere, l'è un gusto, un vero gusto, una allegrezza da arrivare a casa vostra, sia del telefonino, sia del computer, sia della televisione, vuol dire. Sia a casa, sia fuori di casa, sia sulla macchina, in giro, non vuol dire anche questo. Importante che altri stai con altri. Gavaremo de belle storie, gavaremo de belle sonade, ridemo, scherzemo, se appassemo, smissiemo su con cultura, ancora avemo il maestro Ferro qua con noi altri. E parla serio e anche al medesimo tempo che viene fuori di quelle che fa dei guai. Proprio così, il nostro italiano, la nostra vera e madre lingua. Quella che abbiamo ereditata dai nostri nonni, dai nostri avi, dai nostri antenati, dei nostri migranti passati per generazione, fino ad arrivare a noi altri che siamo della terza, mi sono della terza, che ne è della quarta, della quinta, della seconda ancora vivi, seconda generazione. Infatti, non possiamo perderla. Sì, è una grande responsabilità nostra parlare l'italiano. Se non vogliamo perdere questa identità, questa cultura, questa cosa tanto importante, di tanto valore, è il nostro italiano, bisogna parlarlo, esercitarlo, proprio così, perché tanta gente dice così, guarda, mi non parlo più, perché che non te parli più? Ma lei la rento, come si dice, il subconsciente ancora là le parole, quando te smissi fuori, le viene fuori le parole. Ecco, questo è tanto importante, mantenere questa nostra vera e madrelingua, tanto per parlarla come per scriverla adesso, Avemo la Sodita, la Feibemo, avemo tante entità, associazioni, scuole, imparare, insegnare, tante persone che piace da parlarlo, perché di una cosa noi altri siamo liberi, a vergogna. Te può star sicuro che noi altri non abbiamo più vergogna di parlare il nostro italiano. Ossia, l'è una passione, l'è tanto amore, l'è un orgoglio tanto grande, l'è un onore parlare l'italiano. Perché siamo drio menzionare quei che mi ha insegnato, quei che mi ha slevato, quei che mi ha dato valore, quei che mi ha dato vita e mi ha detto mantenere che è tanto importante. E noi siamo qua, grazie a Dio, con tanto piacere, con tanta allegrezza, e il nostro filo italiano, già Sir Luis Grando de Rechin, ma Grando, le piccenin, che ne pochi Grando che c'è, quelli le piccininotto, va bene, che abbiamo cucai a scuola dell'italiano, verbi ausiliari, indicativo del presente con Jassiano Ecker, con Maestro Ferro, cognome
Zatti e cognome Zago, da parlare sobre le origini con il nostro amico Franco Saccardo de No a Trento, de Flores da Cunha, lui che dice, no? Partecipazione del maestro Ferro speciale qua stasera. Marco Marsaro, faremo anche qualche canzone, è il nostro tecnico che è qua responsabile per tutto quanto, ecco, mia vera, buongiorno, buonasera, come va? Ben? Josiel Senci, come che voleva altri, o sensi, cantemo, ridemo, scherzemo, mangiamo, bevemo e se appassemo con tutto il gusto del mondo in nome di quei che dà forza al nostro filò, che se la Adilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, tanto chiara che arriva a casa vostra, avere una finestra grande e noi altri veniamo dentro, va bene? La Migi Plus che fa rason per tutte quante le bestie, polastri, galline che mettono uvi, sì, piegore, becche, cavalli, porchi, bestie bovine, vacche de latte, la rason per bestie belle e sane, Migi Plus. Faremo un speciale anche stasera per parlare che loro ga luce rinnovata, che abbiamo botta super leve baspan e il meglio stivale che ga pestante il Brasile anche per piccinini, guarda, partosetti e partosette, parputei e parputele, proprio così, ecco, la Baspan che è un prodotto a basso pancote che distribuì di più di 10.000 items per tutto quanto il Brasile, prodotti agropecuari, un'impresa tanto seria, tanto forte, che abbiamo Polivalente, un supermercato che tem un conceito di essere o mercato da famiglia di Santa Rosa, e qua Serafina Correa, supermercato Vittoria, così sì. Abbiamo anche vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, o Remus, un dei quasi 100 prodotti da Fante. Fante è un cognome italiano. Qua da Serra Gauscia, un struconasso a tutta la famiglia Fante, a Giulio e tutti loro, a Renato Sandi e a tutti i collaboratori, trasportatori, quei che rivende i suoi prodotti e quei che consome i prodotti, quei che beve a bevida che è della Fante. Che abbiamo anche a rete di posto Sbuffon, abbastessi qua, ma che bel posto, proprio così, Roselio, Jair, Lauro, Loreno, de più di 30 anni nel mercato, de più di 90 posti di combustibile, 3 qua a Serafina, de più di 2000 collaboratori lavorano a rete di posto Sbuffon. Pian Alimentos, sono per gatti e pesci di altissima qualità e alta conversione, proprio così, Mic Dog e Mic Cat, per il cane e il gatto, che è priorità a casa tua, il cagnetto, il gattino, quanto ben che se che vuol, però tocca dargli un mangiare buon, salutare che non perde il pelo e tutto quanto questo, allora Pian Alimentos. E dei pesci mi dopero qua, tame chiusa, tame a sude o se no tame stua, come che volì, dopero per i pesci mi che dà della Pian Alimentos, che dà il Junior, che dà tanta proteina. Che abbiamo anche a Vinicola Vanni Sul, mandare un saluto a famiglia Dalbo de Flores da Cunha, a Modero Penei de Bento Gonçalves da famiglia Cecon Penei, agricole, sportivi, fuori di strada, qualche bitola auto, camionette, camignoni, linee, va bene? E macchine anche fuori di strada, così sì, importai nazionali, Rangia Gomez Buse, che è la borracciaria, fa geometria, balanceamento, i te netta e l'air condizionato, trucca il filtro. Beh, quando arrivi là, loro sono disposti a attenderti tanto bene con Penei, Bridgestone, Firestone e di altre marche. Modello Penei di Bento Gonçalves. Che abbiamo anche Loja Spaludo. A Loja Spaludo che ne na infinità, ma di questa rete qua che ne 7 qua è a nostra regione. Un saluto a Camilo, a Esteban, un saluto a Everton, un struconasso alla Miriam, ecco, Camilo e a sua famiglia è qua de Casca de Star, Bisinella, proprio così, e la Miriam che è Paludo, un struconasso a tutti loro. Começou a campanha solidária do tênis Paludo. Não é só esse ano aqui, todos os anos que as lojas Paludo fazem essa campanha que é muito bonita, ou seja, aquele tênis que você não gosta mais, ou que você está cansado de usar, que ainda é bom, porque às vezes você compra um tênis e cansa de usar, porque as marcas que a Paludo vende são marcas muito boas, você não consegue terminar, cansa de usar e não quer mais usar. Então a campanha é solidária, nossas lojas estão com um ponto de coleta do seu tênis usado. No final da campanha,
todos os calçados arrecadados serão doados para o CRAS local. Aqui em Serafina tem loja, então aqui também essa campanha vale, certo? E desejando comprar um tênis novo, você ganha 10% de desconto. Porém, exceto o calçado que já tem o seu desconto, va bem? Que já está na promoção. Campanha válida até o dia 13 de março. Paludo, sua moda, seu estilo, un struconasso a questa gente qua. Va bene, noi siamo Driu Rivar e volemo chiamare qua o maestro Ferro. Ti puoi venire dentro qua? Fammi un favore, fa un giro, vieni dentro qua che stasera, cari da Dio, siamo disposti a contargliene un belle poche, eh? Buonasera maestro! Buonasera! Ciao, che bello, che ben posta, Ti ho visto, ah! Sì, che spettacolo! Buonasera a tutti quanti. A camera 6, perché qui a 8 banda dell'Asa e qui del Brutin. Dopo che a 4 sei De Marco e a mia sei a 2. Eccolo, così. Allora a tua sei a 6. Ma allora buonasera. Buonasera, a tutti quanto quanti. tempo? Questa gente che ha detto Maria Santa, ero ancora vivo, stalo bene, gaucia il coronavirus, no? Due volte. Ma adesso? Ma sì. Sai Satanás. Ma amico, ma... Maestro, vai. Sai Satanás. Via. Ma sei stato fracchetto? Sì, fiacchi. Neanche biofiebre, niente. Niente, Sì, sì, sei stato pulito. Sì, vedo che ti sei ben postacco, ra. Sì, t'ho visto. Insomma, è un mannequin. Eccolo. Va bene, così. Contami qualcosa nuova, di buon. Quei casi vuol sapere. Contami qualcosa di buon che ti ha piaciuto. Che... Sei andato via, Sì, sono andato in volta, 2 volte sto anno qua. 2 volte? 2 volte. Sono andato sulla Minas Gerais. Minas Gerais? Sì. Tutti i mineri. Quando piovesto tanto lassù non ti se l'era là. Ah sì, eh? Sì, siamo andati a fare un viaggio di conoscere cose, cosita, e se avevamo a parlare con tutta quella piova. Ma è stato, se avevamo cava fuori stesso, nessuno si nega. No, nessuno nega, va bene. E adesso di qua, allora sono tornato in Rio sabato, siamo andati su a Natal, su in cima lassù. Ah sì? Sì. Fortaleza, Natal, via per là. Rio Grande do Norte. Restai là, del ponto, passai darente il ponto Pio darente dell'Africa. Latte che il ponto là si resta più darente d'Africa do che da quando che non siamo di stare sì? adesso. Sì, Te che piacesto? Sì, sempre bello andare a conoscere posti nuovi, no? E conoscere gente differente e loro con la sua cultura, con la sua lingua che la è brasiliana come col suo sottacco, con le sue gírie, le sue cacquette, come che volevi altri, no? E loro mi sentono altri parlare con questo sottacco e mi domanda da che paese che siamo, no? Quei che tu mi hai cominciato a parlare italiano, se sapessi altri qua al Natale. Se avevamo fatta. Che ne gente che si trade italiani dopo i fa che altri traducer quel che si parla, che ne è di tutto, caro. Sì. Ma sempre quando che ti avete un posto nuovo che ti sindo 3 te parli in italiano e lui sì, sì. E resta così te li chicca gente lì. Ma se è bello, se è pulito e sempre in entrare no altri in la praia in mezzo a tutti loro se parla in italiano. Perché se era in 9 di qua Serafina e 5-6 dei 9 parla italiano pulito. E altri che si de fuori da Serra Gaúcha, del Rio Grande, Santa Catarina, Paraná o qualche stato, veni con io a Serra Gaúcha. No, anche che avevamo feste adesso qua a Bento, che avevamo feste a Caxias do Sul, che avevamo Gramado e Canela, tutte queste città fa parte di 45 vero municipi. Da Serra Gaúcha. Ma lì in volta, non vuol dire, in quasi 50 municipi della Serra Gaúcha, su e sopra i monti, tante vigne, tanto vin, tanta cultura, tanta polenta, formaio, salame, o soccoi, qua si mangia cosita, qua si mangia ben, qua si vive ben, qua il costo di vita è basso qua, mi è vero? Vero. Sì. Ecco, o custo di vita aqui na nossa região é baixíssimo e aqui a gente se alimenta muito bem, va bene? Sì, va bene. E se te vai fuori è giusto che se va, anche come adesso, tem posti che vive del turismo, no? Sì. Ma allora là te paghi tutto caro, desde l'acqua. L'acqua là, mezzo litro di acqua è 9 reais. 9 reais. No, non è caro, è che si guadagna poco, vero maestro? Sì, è vero. Mica sono andato ancora al aeroporto e go passare 100, che se c'ave economia, ecco. Vera. Sparagnare, dopo se... Ma cada un fa come che vuol o come che può. Anche. Ma mi voleva dire così, mi voleva parlare una frase, un pensamento. Pensamento do dia. A fare persone
pensar che sora. Anche a te Marostica, ascolta. Sì. Se te si te un posto che tutto che ha dato sbagliato e te viene da ridere, certo perché? Te siete un posto e te un momento che ha dato tutto sbagliato. Niente che ha dato giusto. E ancora ti viene da ridere. Perché? Mi idea che perché ti viene una testa che fa con che se a colpi che dice così di una difficoltà fa un momento speciale. Può essere, ma non è così. È un'altra cosa che è ancora più giusta. Maria Santa. Perché che dice così? Se mi catta un sasso a strada, invece di vederlo come ostacolo, lo lapidà e ho fatto un'opera di arte. O anche ho fatto un degrado per andare più in su. Una scala è andato su, mi ho levantato più, ho imparato più, ho fatto esperienza. È lo mai o meno così o no? No, le così. Madonna benedetta. Che se ha dato tutto sbagliato e ancora ti viene da ridere. Ancora viene da ridere? Le perché te sei a chi dargli la colpa. Capito che se mia giusto. Dico idea di sì. Quando che ha dato tutto sbagliato e ancora ti viene da ridere, le perché te sei chi che ha la colpa. Chi che ha fatto fuori del suo posto. Chi che ha molata fuori del penicolo. Maestro, certo cosa che vuol dire in italiano una valisa? No. È serio? È serio, sono mia. Una valisa. Perché se te sei, non dirlo, ma non te sei mia? A parola, una valisa, tutto insieme? No, valisa. 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 Vatti si casa, valisa vuol dire che Marco Marsaro metti do la T. È il primo che risponde, vediamo. Valisa in italiano vuol dire che? O in Veneto, o la nostra lingua, vero? Mai sentito dire? Ma del buon mico, so mia dirti questo. Non te sei mia? So mia. Ecco, allora aspettiamo, mi voleva darti una dica, ma te la davo mia, perché sennò quei casi è di vedere. E la capisci Assa chi? Gai bel che rispondesse? No, gente, valisa, vuol dire che fa presto, muovete, scrivi do là. Posso contare una barzelletta? Ecco allora, se te hai appunto. Mico appunto, ascolta bene. Una volta che c'era un cristiano, ascoltiva che si casa, che c'era un cristiano che lui è il comandante a tutto. Sai che il pupà, che chiama oggi na economia moderna, è chiamato decentralizzatore. Io tengo un poco disso, tu também tem? No, mi considero ben democratico. No, no questione democratico, te si bonde delegare le cose e a sarchi servire o te piace di mettere il becco? Metto il becco ma mi strategno. Sì. Perché è un posto come che la Oromise non le essere un poco verde. Sì. Allora te vivi giusto, mia. Ma va bene, allora sto cristiano, tutto... Ciapala maestro, ciapala, vediamo chi che le sta il primo che ha rispondesto. Allora sto cristiano, tutto parsia per lui. Lui voleva che il fiore, il donna, tutti fosse come una ciocca, tutti sotto lui, capisto? E allora sta chi allora? È stato Moisés Favero. Moisés Favero, da dove Marco? Bisogna dopo te mi passi, quando ti vieni dopo te parli di Moisés Favero. Ecco. Moisés, lo strucco naso a ti, grazie, gaudito che sei che? E gaudito che sei una mala, ci si è andato a viaiare. Voleva dirti, si è andato a viaiare, non te sai cosa che è una valisa. Bravo. Ma allora ascolta, sto cristiano, lei viene sto vecchio, che crea fiui si maridai, nipoti, ma lui comandava tutto. E lei arriva un dì che le sta disingannando i dottori. Anche quello. Sì, cioè, e aveva un porco grasso grande da copare. Non siamo di contare storie, che sega tempo che le passai, capisto? Sì. Ecco, non c'è il tempo che copia un porco o due all'anno. Allora copare il porco già era una sagra, già era una festa, già era un momento speciale, già era un momento di fartura, da mangiare, di ver salami piccai via, di ver bagna, perché senza bagna, maestro... Senza salami dà, ma senza bagna no. Perché occorreva per cosinare tutto. Sì, e non era l'azeite, l'olio per comprare. No.
ecco, allora che voleva la bagna, occupare il porco, già era una festa bellissima, fantastica, sostento della famiglia. Allora sto cristiano, stiamo bene, finché si va a entregare. E sto porco gordo e gordo, quando il pupà sta bene, compriamo il porco cada volta più grande. Ciò, il dì che è andato a comprare il porco, il vecchio gli ha detto così, guarda qua, può darsi che mi moro. Ma parlando, se no, finio, e dico, ma se moro, per l'amor di Dio, medo porco magnelo, e medo, vendelo per mandare a pregar messe. E il porco l'era su, e lui come allora ciò, e sto vecchio muri, lo ricoppa il porco, lo riga a combinare. 2 fratelli c'era, tutti di starta a medesima casa, che era la mamma, che era le nore, no? E allora a combinare, medo porco lo mangiamo e medo lo vendemo. Capisco? Sì. Allora vendere come? Noi vendiamo medo porco, che epoca là, 70 salami, mangiamo 35 vendiamo. 2 latte di bagna, 3. Vendemo mede come ha detto il pupà, capito? Giusto, ecco, va bene. Ciò allora i sti salami non ti vendi subito, la bagna non te la vendi subito. I tacca mangiare, il vecchio è morto, e ciò e genera che l'era 100% di accordo di fare quel che il pupà ha detto, perché lui era sempre piccato su per il pupà, che era il più vecchio da famiglia. Sì, ma che era quel più giovane, che quel cari da Dio se lo a lui, mandemo fratello, fammi un favore, no, mandemo, vendere e pregare messe, guastare fuori i soldi, e gli discutia tutti i dì a passare un 15-20 dì, finché arriva un punto che maia, cioè che quasi mai a tutto, e che n'era la parte solo di vendita, capisco? E se vai un punto che bisogna decidere qua cosa fare. Allora quel pivecchio che ha detto, gavemo in combinare col pupà, gavemo in promettesto al pupà, mi sono il pivecchio da casa, quel che il pupà ha detto bisogna che femo, meglio mangiare e meglio vendere, pregare messe per il pupà, che capito, e punto e basta. Quel più giovane, sì, va là, ascolta bene, bisogna che sei più intelligente, fammi un favore, allora qua, ascolta bene, se il pupà l'andà in paradiso, non corre pregare messe, e se l'andà all'inferno, ma neanche tutti i porchi del Rio Grande do Sul non tiremo fuori di là. Non era mezzo porco che andava a salvare il pupà, se l'era dell'inferno, mia vero? Questa è buona, è vero, è che ha pensato quel giovane, ancora se ga scampa bene, vero? Sì, e so salami. Che mandiamo un struconasso a quelli del supermercato Polivalente, a quelli di Santa Rosa, chi è clienti del mercato Polivalente, qua Serafina al mercato Vittoria, un struconasso a tutti loro, nostri patrocinatori, supermercato Polivalente Santa Rosa e supermercato Vittoria in Serafina, e che abbiamo a modello Penei de Bento Gonçalves, Penei Bridgestone, Firestone, altre marche sportivi, fuori di strada, agricola, il penneo che ti vuole, qua te a modello Penei Genè. Ecco, fate cliente anche a te qua a Bento Gonçalves. Devo chiamare quel che viene a cantare. Opa. Sì, quel che viene a cantare, Jacir Luis Grando. Oh, ya va. Nascesto a Itatiba. Ah, sì, Itatiba do Sul e cria a Barra do Rio Azul. E adesso è del stare a Erechim, ha 25 anni che fa programma italiano, in cui, vero, insieme con José Beppe Zabot, a Radio Onda Nova FM, 105.9 di Arativa, programma Radiz Italiani, tutti sabi, delle 7:30 fino alle 9, e anche lei compositor, le musicista, il suona, il canta, il conta frottole, scherza, il fa un pochettino di tutto. Devo vedere cosa che mi dice il James Verser, il nostro filò italiano. Vai là. Beleza amici, è un piacere essere qua del filò italiano del mio grande amico Edgar Marostica. Un baita programma, una baita live che lui fa sempre tutte le settimane, e sono gran contento per il suo invito per mi fare un perro di musica qua e contare un pochettino sulla mia vita. Un pochettino, allora, il mio italiano mi lo imparo a casa con la mia famiglia, e mi piace fare musiche italiane, anche de non italiane, e allora canto, compongo musiche, e allora così paro tutto per avanti la cultura. E anche sono presentatore del radio italiano, allora ho fatto diversi programmi di radio, e anche
attualmente fa un programma della radio Nova Onda FM 105.9 di Aratiba insieme col mio compagno José Zabot. Tutti i sabati mattina, adesso alle 8 alle 9. Prima si fa delle 9 alle 10, adesso femo delle 8 alle 9. E allora, che bellezza, allora andiamo avanti con una bella musichetta della mia maniera. La sesta città soffia in carrozza, la disente mangioca tutti i domingo manhã, e anche la sera un po' di latte, radici e patate, così dai mega diventa un bel toso, le cose famorose tutte me voleva, e quando andava al baile mi era via, se metteva spasimato di tanto che me struccheva. E finché un bel dico canta un'amorosa che la gera la fiola di una adesso tutte sere mi butto in letto e da pipianetto la me faccia parte il e così tale è stata tutta la mia vita, con la sangue quadrita con sempre Laura, e poi mi son piccato un tocco di violone e mi canto le canzoni che mi proprio vuoi inventare. E quei che mi domandano dove sono mi rispondo presto dove che mi sto, mi qua in erescine catene fuori che mi vengono ancora tutte storie che mi Qua maestro, sembra di persi in altri qua, ma non vuol dire. No, qua sei, non vuol dire. Marco Marsaro l'è perso, lui rento mi è buono di mettere tanto chi scrive, chi manda, chi vede meno altri, per tutti i cantoni. Volevamo me suonare qua, che è il giorno 24, adesso, settimana che viene, dobbia, giorno 24 a Bento Gonçalves, quinta-feira, dia 24, no correto da Praça das Cidades, no centro de eventos, às 19 horas, eu, Edgar Marostica, farei uma apresentação artística, ecco, va bem? De Frótole, de Barzellette, de Scherzar, da ridere, un momento che è cultural e umoristico, va bem? Em Bento Gonçalves, atenção Bento Gonçalves, quinta-feira às 19 horas, apresentação artística com Edgar Locatelli Marostica, correto das Praça das Cidades, lá no centro de eventos, va bem? Va bene. Va bene, così. Allora così te vai a fare proprio spettacolo bellissimo. Ma allora ti hai visto, ti hai mandato che fosse un altro parlare solo cosa che ti hai mandato lì, vediamo, si do buon leder, che vedito? Sì, vedo, sì, per vedere. Che vedito, sì, vediamo allora. Lì di cosa che hai mandato qua? Sì. Che per leder da rente in est. Ah sì, e mi parli da rente tocca mettere su io c'hai. Mica al contrario. Quelli è il microfono. Sì, questo è il microfono. Tenlo ben da rente i lavri, vediamo. Lì, così, adesso capio cosa che dico. Sì, io devo capirmi. Ascolti bene, sei scritto in italiano, in veneto, allora non è mia facile, ma ti vai, vediamo. Ma se un biglietto che un'amica mia di Porto Alegre, che la sede qua, a Sedese, a Silvia Candate, la mega manda perché ella l'ha cata questa storietta qua, ingrassata, tipo, viene da ridere, de fatto viene da ridere. Ascolti bene. Quando capimo pulito cosa che c'è scritto, perché è scritta in italiano grammaticale. E l'è stata scritta ancora in 1954. 1954, e allora?
Allora il tema del biglietto è una gita, che vuol dire una supplica, mi vuoi dire, Sì, una cosita, ma no? infatti è come una carta, no? Sì, una carta. E allora? Domenica siamo andati alla Madonna de Monteberico e a chiedere la grazia per mia sorella che si è maridata da 5 anni e non ha neanche tosatei. Siamo andati, poi siamo pregati, poi siamo Magnati? poi siamo venuti a casa. Che siamo pregati male o che non siamo capiti con la Madonna? Infatti qua che ne parole mese strane perché le sei in grammaticale. Ma il ga volesto dire così da che e il ga prega per sta donna che non la aveva fioi. Loro il ga volesto dire così da che o noi se ga capì qua Madonna o noi ga prega giusto perché che Gabbio un tosatel è stato quell'altra sorella che neanche maridata non la sera. E prega per quella che era maridata perché fosse che avesse tosatel che vedesse incinta e quella soltera che c'era a casa che c'era i solteri che dice scapola, ecco che neanche amoroso non aveva, l'è stata incinta. Ma ascolta, adesso è l'assunto che c'eri, non devo parlare là, sì, importante quel che mi sono adesso. Che una volta, dice così, e inventea cose, perché la cultura di una volta, la gera sapeva, mia, tanto come i giorni di Ancoi, non c'erano le persone sperte, oligate, come si potrebbe dire, furbe, come il giorno di Ancoi studiare. La testa. Verta. Allora inventea cose e pareano. Tanto che avevamo sentito dire che Natosa era stata incinta, gravida, e ha fatto a mamma capire che l'ha dormito con la finestra aperta e che venisse dentro la luna e pronto, punto e basta, capito? Il colmo della luna e la se stata gravida, no? Incinta. Sì, perché scondeva via quelle cose, no? Sì. Qualche d'una che restea gravida avanti de maridarsi, i procureva scondere via che gli lauri là, perché era vergognoso, perché non era una cosa per metterla in pubblico, come così per parlare con tutti. Vero, sì. L'era vergogna per famiglia, per mare principalmente. Era vergogna per la mamma che Natosa diventasse gravida avanti del casamento. E loro scondeva via chi lauri là e che c'è tante storie anche che inventea per scondere via chi fatti là una volta. Per esempio, diceva che non era per andare fuori a sera i scapoli tosatei. Sì. Per l'amor di Dio andare fuori a te scuro che genera il sanguanel, che genera tante cose che fa per spaurare la gente. Massariol. Il massariol, che genera tutte quelle cose là. Perché? Perché era anche una maniera di tenere le persone rento casa per scondere via quel che fa del scuro in volta, quei più grandi. E lo vero o non è lo vero? Sì, è vero. Ascolta che per complementare quel che ti si devo dire, una volta ho parlato, fatto una intervista con la nonna Aurora Radin de Cesaro, va bene? E la mega contà che quando che la era tosa, giovane, per esempio, se una tosa o una donna la venisse a fare malamente, o per dirla giusta, la puttana, sì. Ecco, e che le persone venivano a saperlo, perché una volta si contea, e allora felice quando statusa la passeata a strada le persone e se voltea o le sbassea la testa non la saludea sta donna, capio? In protesto a quel che ella la fea l'aveva fatto, che non era considerato giusto perante la perché una volta, cari da Dio, è una cosa che fosse stata soltera, ancora ha scambiato tutto. Oggi è produzione individuale, indipendente, è proprio così. Sì. Le donne le fa quel che le vuole, in cui tutto si accetta e ha scambiato tanto. Ma una volta già era complicato. Un'altra cosa che avevamo parlato col Brutin qua,
che, per esempio, se Nattosa la era Driu innamorar e para caso la attrasesse la mestruazione e la sentisse che la era incinta, che la era gravida, cosa fa la Marchea? È il casamento subito. E allora se maridava. Allora felice, metti vedere che 2 mesi che la era cosita, che se maridesse, allora 7 mesi che già era maridai, la guadagnea il piccenin. Giusto. Allora, e che diceva che l'era che? 7.000. Che le nascesto di 7 mesi. Sì, cioè, par via della luna, anche quella. Quando viene la luna, non so che, là, nasce, mi è vero? Giusto, quando se forma tante lune, vuol dire che sì, e allora nasceva e passea cosita, sì. E a passea via cosita, e stitosatei nasceva di 7 mesi, e se slevea su polito, ma correa salite a incubadora, niente. E anche non era tante pergunte sopra l'assunto. Non era qualche dunque desconfia, e via cosita. Ma noi parlea perché tocchea tutti giutar come far polito e tipo a me comare, e 2 comare, una tende fiole di quell'altra e cosita. E punto e basta. Che una volta non era il DNA. No. Non era come tirare a limpo, e lo fiol di chi e la fiola di chi, restea quel che dice, punto e basta. Ma mica un zio mio, sti giorni qua che mi parla, che le maridà con una zia, sorella di mia mamma, che fino ai giorni di ancora lui non si sa desconfianza a chi che l'era suo papà, ma non si sa fino ai giorni di ancora perché non sta a comprovare e punto e basta. Allora lui le sta slevando per sta mamma che ha il coraggio, che ha infrentato chissà quante cose, chissà quante idee di queste persone che ha pensato su Raela, perché è una situazione che attira a prima pedra che non tem peccados. Quella è vecchia, vero? Ma infatti, fino al giorno di cui lui è morto, ma l'è morto senza sapere la giusta chi era suo papà. Sta slevando per la mamma. Che i tempi là era così, mia vera. E neanche noi che fa tante domande, no, a sta donna e lo di chi e lo del... No. Smorsea do cosita. Morsea do cosita e via cosita e slevea su e punto. Dopo contiamo una frotola. Sì, cioè. Ascolta, l'Amighi Plus, che è la nostra patrocinadora, Amighi Plus possui una consultora a Ludfor Energia Limitada, a qual reconhece pelo meio do certificado de energia renovável, olha só quanto bonito isso é, importante, tecnologia, economia, que na realização de suas atividades no consumo de energia elétrica em seu parque fabril, somente utiliza energia elétrica proveniente de fonte limpa, totalmente renovável e que não agride o meio ambiente. As lâmpadas utilizadas por todo o estabelecimento estão sendo todas migradas ou trocadas pelas lâmpadas LED, quer dizer, lâmpada pi moderna, pi econômica, num médio de intervalo de tempo. As lâmpadas de LED são totalmente sustentáveis, pois não contém nenhum elemento poluente ou contaminante, tais como as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas antigas, diminuindo a quantidade de lixo. Ecco. Proprio vera, e anche le dura de pi. Sì. Le dura tanto quelle dell'ED. E le te sparagni in muccia. È proprio vera, mi vedo l'anno altri che le trucchiamo e le avevamo truccate e quelle che l'estate metteste su, non che sei neanche una che si è bruciata fino a ora. E è un bel tocco che se la picca e via. Va bene. Ascolta, vanti de sonade, ghetto savesto che avevamo un tosetto qua a Serafina che le devo passare per difficoltà di salute. Sì. Então, olha só. Josi, tu me ajuda aí. Nós estamos pedindo encarecidamente para que as pessoas que estão nos assistindo nos ajudem, principalmente Serafina Correa. Olha só, sou Felipe Rec Panisson, se tu quiser colocar a imagem dele aí, tenho 5 anos e sou serafinense. Ele é colega do Francesco, é coleguinha do meu filho Francesco. Estou internado desde o início de janeiro, quando descobrimos um meduloblastoma, grau 4, na malatia, um tumor maligno e muito agressivo. Olha só, já passei por 2 cirurgias para a retirada do tumor na cabeça, porém, infelizmente, a doença se espalhou pela coluna e medula. Meu tratamento é longo, invasivo e muito forte. Iniciei o tratamento com
quimioterapia, vou precisar de radioterapia e transplante de medula. Olha só, então é muito complicada, né, a situação deste menino, do Felipe Rec Panisson. Então nós estamos pedindo encarecidamente para que vocês ajudem essa família. Eles largaram tudo só para cuidar da saúde dele. É muito emocionante, é muito triste, mas ao mesmo tempo a esperança, a fé, a ajuda das pessoas, a reza. Teve agora às 7 horas missa, né, no santuário para esse menino. Meus amigos montaram uma rifa para ajudar no meu tratamento. Se você puder me ajudar, vai estar fazendo toda a diferença. Muito obrigado. Lista para a ajuda do Felipe. Então tem o Pix aí, né? Essa rifa é com a Kelly lá na Livraria Cultural. Na Livraria Cultural, isso mesmo, né? Mas aí está. Bate uma foto com o teu celular que tem o Pix. Sim? Pode ser assim? Ah, minha pediu funcionar. Bate uma foto agora ali do Pix e depois doe R$10, 20, 30, o que para você não faz diferença, mas não deixe de ajudar essa criança. A família toda está empenhada na saúde e vocês sabem que não tem muito o que fazer. Rezar, ter fé, ter esperança, contar com a ajuda dos amigos, isso é muito importante. E nós sempre falamos, é melhor ajudar do que ser ajudado. Com certeza. Mas a família deste menino hoje, do Felipe, precisa da tua ajuda, certo? Então nós estamos pedindo encarecidamente. Aqui é orações, é ajuda financeira. Então bate uma foto aí da chave Pix, que é feliperecpanisson@gmail.com, é o Pix, né? É a chave do Pix, tá bem? Nós agradecemos de coração Dio che te aiuti, mia vera maestra. Proprio vera, che ti stai meglio, che te gai a sorte di cavarti fuori, mia vera. Volevo menzionare qualche giorno primo di marzo, il giorno 8 di marzo, noi avremo mia filo italiano. Se fermiamo, perché il giorno 15 ritorniamo e scomissiamo l'anno. E l'anno per noi scomissa è il giorno 15 di marzo, va bene? Così, sì. Volevo dire che Marti che viene, che tu hai visto il Testa Bianca? La musica che ha fatto Roger, allora Trevisan e Enderle e ha fatto il Testa Bianca, não é a versão do Cabeça Branca fatto il Testa Bianca, então tem lançamento terça-feira que vem. Può essere? Può essere. Demo a sonade com Jacir Grando, Bruta Negociada, vai lá! Chiama di quarito perché soldi non che no, sol per causa di un negozio che adesso vi conterò. Poi vendesto tutta terra ai miei fiumi che godito e vuoi darla in cassia, di dare in te quella via e vuoi comprarmi un paleggiami in mano e sì ma mi son montato a tutti che mi vedea contento mi che di sé adesso lavoro ho messo le mani avanti con l'altri sporchi da te inadeguate mara son dato su comperao e son cascato in anche al caso del Zerico che non parla quale
andar, com as blusas e 4 pneus e com os cortos do tiês, e 30 quilos de peso e de la hora ocupar. E per quella che vi dico i negozi esistiai, non le par vendere la terra per volerla rassentare, di tempo i vedo serico, me viene a rabbia che mai, perché a terra non copia il serico, il sega finire, tanto salterai. Só bicho velho, lá de Erechinde, che è la regione là che pure italiani là, no? Va bene, ascolta bene, noi abbiamo un progetto culturale approvato per la LIC, Lei di Incentivo à Cultura, do ICMS, qua del governo del Stato do Rio Grande do Sul, e mi occorre imprese che paga ICMS per patrocinar questo progetto. Abbiamo 12 live per far fuori dei municipi qua della nostra regione. Va bene? Se ti te conosci una impresa, se ti si paronda una impresa e che ti paghi tanto ICMS, ti ripassi questi soldi per non fare questi filò, queste live, capito? E dopo ti ritorna questi soldi. Entra in contatto con Mico Marostica o se no con la nostra equipe qua. Fammi questo favore, che mi occorre adesso catar fuori fino al giorno 2 di marzo, se no passa il progetto e non possiamo farlo, capito? Diamo ai nostri patrocinadori quelli che dà forza al nostro filò, vai là! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida.
A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Eita la famiglia Pian, struconasso ai Jair, a Piero e a tutti i fradeghi che ne un strafulmine, al nonno Felix che il gas 100 anni le piene di salute. Vieni Rento Marco, vieni Rento, tirati avanti. Buonasera. Buonasera. Buonasera Manequin, ciao Vara, ciao. Sì, buonasera. Era di parlare a Pian Alimentos che garra son parcan gatti e pesci e a tutti i nostri patrocinatori, ecco. I nostri parceri. Compré prodotti dei nostri patrocinatori. Prodotti e lavori, ecco. Sì, Adilnet, la Paludo, che ha roba e scarpe, roba per tutta quanta famiglia, Rede de Postos Buffon, Supermercato Polivalente Mercato Vittoria, la Modello Penei de Bento, la Fante de Avó di Caraisca e della Oremus Spumante, che ha guadagnato medaglia de oro, de tanto buona casè, Stivai Baspan, e prodotti di Abbasso Pancote, Adilnet, go parla, e Migi Plus, ração per tutte quante le bestie belle e sane. C'ho il vedello, il butta là un chilo, alla dir maestro, se vedessi il vedello. Vinha fora um Ma costelão la lá. leca lebo, de tanto che mi dà 1,250 kg mattina, 1,250 kg domesdì, granetti pesai, Contai, né? Quem E contém. il gattifton belga piovesto ben qua. Adesso sì. Ah sì, qua a casa che piovesto ben sti giorni qua, anche là da scuola agricola, vero? Sì. Adesso Bene piove. Marco il gadito in cui guarda ti vedi che dà una secca, adesso è venuta una bella fartura di piova, quasi desmentegai, Sì, vero? Te vedi a testa già muda. Scambia, scambia. Ti vedi che tutto è che vuole l'acqua, che vuole piova. E allora Marco, mi vedi lì da dove? Città, ma avanti di dire che è un amico tuo, Un amico mio, Antonio lá de Veranópolis, da Trudel. da Trudel. Trudel! Antonio veio, struconasso a lui tutta la sua equipe. Che lugar implementi. Implementi rodoviari. Rodoviari. Sì, ciò. lei che là Chissà ascolta. che non facciamo una parceria Oh, per il resto della vita. de Com'è sucesso. che si chiama il resto della vita? Vitalis. Vitalícia. Facciamo un contratto là vitalício. Só no fio do bigode. Non corre neanche- E allora, chi ancora? Moisés Favero, che sta il primo che avete sto E lo tem dove? Lulè de Bento Gonçalves. Oh, bicho veio. Sta tanti che dopo che acertar quer dizer a mala. Ma allora demo le città. Allora São Paulo capital, Coronel Freitas, Carlos Barbosa, Porto Alegre, quadra capital anche questa, Patrocínio, Campo Grande, Marau, Roca Salles, Vargião, São Miguel do Oeste, Blumenau, Passo Fundo, Caxias do Sul, Siriaco, Guaporé, Cordilheira Alta, Lajeado, 13 de Maio, Chapecó, Barra do Rio Azul, que temos saído para um lá, espetáculo, Canoas, Romelândia, Camargo, Água Doce, Coqueiro Baixo, São Valentim do Sul, Garibaldi, Medianeira, Casca, lá de Haiti, con altri di nuovo stasera, Sergio defende il pezzo. Sergião, struconasso ti che- tende, ti fa pulito, fa bella Ti oro, volemo là. tanto bene, Chavantina, Bento Gonçalves, Veranópolis, Shoppingzinho, Caseiros, Nova Bassano, Antagorda, Montenegro e anche Pinheirinho do Vale, Rio Grande do Sul. E lá de dois vizinhos, Paraná, Gezea Zoraide e Neivar Dalla Costa, Sì. che domani fa 42 anni di maridagem. Uia. Là dois vizinhos, amigo parente marostica, quer dizer, Rudy, che ha detto che a tia Nina ha 250 anni di ormai, a tia Nina, a se mocellin marostica, la se antenata, che ha detto Lauro, che lei è stata il parà, che ha detto, la mãe sta molto bene di salute. Oh, tia Nina, struconasso, de vero core. Tocca andare a dois vizinhos, fare un spettacolo là. Camarca não é Che se dar, Pagnoncelli, Valdir de a rádio, che ha il nostro programma italiano là, a 11 anni, che va. è il nostro programma italiano, Italiani che è a nel mondo. radio, Urco. non lembro il nome da radio agora, ma a radio do Valdir Pagnoncelli là, va bene? Allora Zoraide e Neivar, allora che fa Chissà che devo 42 fare un spettacolo là, che- suonare a gaita e cantare, Devo riders. Titanca de Barão, Erechim, Canoas, São Borja, Campo Largo, Pato Branco, Descanso, Assis Chateaubriand, Montevideo, lá em Goiás. Montevideo? Sì. Ah, Perché sì? tante volte Montevideo, là in Goiás.
Aratiba e Jaraguá do Sul. Eita lá, un struconaccio a tutti i valti che mi vedete, che compartilhei. Compartilha, aqui que a mim coras compartilha, vai lá, compartilha para um amigo, que ele é tanto importante, porta avanti a nostra cultura italiana. Marco, il giorno primo non che sarà live, il giorno 8 neanche, il giorno 15 torniamo con novità, con cose nuove, differenti, qua nel nostro filo italiano, va bene? Che vem Bartoletto? Chissà, cose nuove. E un'altra, no altri meu cuore de patrocinadori che paga ICMS per non altri far 12 live fora. Fora di qua. Sì, ciò. Demo te i municipi fare la live, allora la faremo tutta quanta differente, con la cultura, l'umore, l'allegrezza, i valori culturali che sono voltati al municipio che andiamo. Che andiamo, ben così. Giusto così? Ben così. E allora, ti va bene? Vai, Aratito, se non vai bene. Maravilha. Andiamo a parlare. O Grão de Bico volta quando? 3 de março. Para quem é cliente do Grão de Bico, nosso patrocinador, do Beto Chiarello, sim, do Afonso e de toda a família, o Grão de Bico está fechado. O Grão de Bico é uma pizzaria em Serafina Correia, renomada, com muitos anos de atendimento, de pizza boa, de bom atendimento em Serafina Correia. Se tu vier conhecer Serafina, não tem como não conhecer o Grão de Bico, a pizzaria Grão de Bico. Va bem? Referência. Retorna dia 3 de março. Può essere così? Sì. Ecco. Mandiamo un saluto a famiglia Dalbò, sì. che Zé de Flores da Cunha, di Nova Trento, loro che sono i nostri patrocinatori, non che si deve vinti, vero? Si vingle la via. Una sbocconata solo, Niagara? A Moscato. Ho visto, no, Niagara. Será se Niagara? Niagara, che là è Niagara. Ho visto tão pouco che conhanca va bene, Niagara, ecco. Devo chiamare... nostro amigo Jacir? Sì, ciò, un'altra sonadetta, dopo viene qua Maestro Ferro con storie per contare. Allora, ricordarsi dei nostri bisnoni, Jacir Grando, vai là! derivati de bastimento, mica son fresco pedo che animali, mica trovato cromato, senza querte e dormiva in terra, mica luta tanto tanto, quasi come essere la guerra. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnoni, che grazie a loro in cui noi siamo qua. Di manare taglieva le piante per piantare formento e miglio, che gli era per il suo sustento, appena arrivati qua in questo paese, iga piantata tanti vignai, iga in piene sto le botte del vino, l'era Italia lì che ti avvede, la sua forza a tutto il Brasile. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnoni, che grazie a loro in cui noi siamo qua. A domenica andava a messa, fiori e fiole i suoi genitori, mica aveva tanta fede a Dio, che se pupanca di tutti noi. Se tutta la gente del mondo fosse stata come i nostri italiani, adesso il mondo sarebbe ben altro, senza guerra e meno povertà. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnoni, che grazie a loro in cui noi siamo qua.
e che belle colonie, tante strade e che belle industrie, che ha fatto per mezzo delle sue forze. Noi qua adesso abbiamo di tutto, ascolte cosa che mi bendico, ricordate dei nostri italiani, che adesso il paradiso. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro in cui noi siamo Ehi, bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro in cui noi siamo qua. Mi è vero? Proprio vera, se non fosse Maraviglia. stato qui di una volta i primi che ha fatto tutti che i fioi, chissà non andri neanche cosa era qua. E slevarli, E slevarli anche. sostentarli. Non era solo farli. Proprio. Ma ascolta, una volta che c'era un nonno, un cristiano, e l'era sta vedovo, bonora, e gabio untoso. Untoso solo. E gabio solo un fiol. E non capivo lesto maridarsi per non ver spese. E allora stuttoso le se ga sleva, le viene sgrando e se ga maridà. Se viene sto un nipoto, 2, 3, 4, 5 nipoti. E sto vecchiotto le viene svecchio, ma lui era sparagnon. E gli aveva tante colonie di terra, gli aveva tante benfeitorie, gli aveva bestie, gli aveva boi, porchi, galline, e laurea tanto, di e notte, c'è chi uomini che lavora tanto. Sì. Lui non gli aveva la donna. Quei dei grossi. Lui non gli aveva più la donna, lui non gli aveva fioi per slevare, il suo era grande. E allora non gli capivo lesto maridarsi, e gli ha fatto capitai, capio? E ciò, assa che te conto, i tosi se venesti grandi, e se venisse la modernità, i vicini, la comunità che ha cominciato a comprarsi jeep rural, capio? Sì, i primi. I primi. E lui era pieno di soldi, ma suo figlio non gli ha dato il gusto di comprare niente. E i fioi, i netti, i nipoti di sto vecchio, viene vecchio che non è pupà, perché tutti hanno una macchina, il suo auto, la trigliadera, non ti tocca fare tutto a mano, perché i figli a lavorare sti tosatei di e notte, perché il pupale è vivo. Ma calma, per te, che il giorno che il pupà il batte stivai, quando il nonno il batte stivai, noi altri se compriamo un'auto, al piceo, ti compro una bicicletta, ti vendiamo un tocco di terra e vai, ciò. E passei un per di ancora, ma papà perché? Calma, pianetola, calma, pianeto, un giorno il nonno il batte stivai, quando il nonno batte stivai, vendiamo un tocco di terra, vendiamo i porchi, se compriamo una bella auto, una bella bicicletta, una moto, te daretti, e vai e tira, e lui parlea, ma il vecchio era come un serno, come un corno, pieno di salute che non moriva neanche, beveva una muccia di vino, l'aurea come una bestia, finché un giorno ciò, è sempre più per terra. Te sai che una volta, maestro, che era i scarpari, o sapatero, i scarpari, sì. E il doparea fazzoletto, doparea sempre capelli, e quando in via de feste, doparea un capelletto così di pano, no? De feltro, diciamo di che? Feltro, no, pano. Pano, diceva pano. De pano, Con una pennetta del pappagallo. Capelletto così, e quando chi in colonia capello de paia. E allora lui si ga mandà a fare de scarpare un paro di stivai de coro. Mi penso dei ritratti e tal, che quando i tosati venivano grandi, 17-18 anni, che dia un paro di stivai. O se no, quando unghe giutea un altro catarna amorosa, che se ti mi giuti catarna amorosa, a te dà un paro di stivai da presente, sì o no? Sì, già era un ditato antico, tipo di sensaria, come no? Giutemi catarna amorosa, te dà un paro di stivai, perché un paro di stivai, che tempi là, già era una fortuna, già era una cosa differente, già era quasi come un auto in coi, mi è vero? Ma
Come un cavallo, diciamo. Come un cavallo ancora. Come Beh, un ma cavallo. infatti sto non il gavea un paro di stivai, ma in qua in là li ga finì, non il capivole sto guastare. E allora che ci passa stivai, perché noi tre avvia niente, no? No. Una volta i tre avvia niente, che ci passa stivai, me non spago, piccai là in cantina, io ti pieno di muffo, di poera, di mestieramento, stivai per là. Ma infatti sto piccenin, che il aveva 7-8 anni, sentire del pupà che dice calma, che quando il nonno il batte stivai, non anti compriamo il pensiero di notte quando devo dormire. Ma com'è che il nonno va a battere stivai se non li dopera mia? Che se piccai via in Se cantina. piccai via, ciò. Allora passei il pupà si tia con la medesima ladaigna, il medesimo discorso, e il giorno che il nonno il batte stivai, se compriamo un'auto, vediamo tocca terra. Ciò, un giorno il piccenin, e vado in cantina, le là che il var dei stivai, ciò. Stivai del nonno, vecchi sveniti, medi de scolai su, e metteva su le brocchette. E brocchette. E tascina e brocchette, sì o no? Sì. Ma era svenito, dopo il nonno che aveva i pennoni grandi, che ne ha più ben, me diverti fuori, no? Pido parai. E infatti sto piccinino al varro, di quella viene dentro il nonno. Viene dentro il nonno in cantina, e gli ha detto, no, vu può darisi mettere su i stivai. Uno che ha detto che fa la volontà del piccinino, che ha detto sì, per quella posso metterli su, non so se ancora me va bene, perché in dea via pie per terra, maestro, coi creponi di pie, sì, ciò, che dedoni grossi così, che non era che andea su. I dedoni tutti sparamai fuori, perché quegli ultimi ciapei bis de pie, qui sotto le onge, venia grossi. Sì, proprio così. Allora c'è il nonno che ha detto sì, se vuol proprio metto su, non so se mi va bene, metto su, ma per cosa tanto te vuoi che mi mette su stivai? No, ha detto no, mettili su che mica varia caro. Beh, il nonno le va là il 60 so e tira per una banda e tira per che altre vai, gamme testo su stivai. E adesso, te cao piacesto, sì, ma adesso nonno batti stivai. Loro sto piccino, ma cosa ha avuto? Sì, nonno, batti stivai. Ma ha detto, perché che te vuoi che batti stivai? Sì, posso batterli, sì, batti stivai, ma perché te vuoi? No, è che il pupà dice sempre, quando il nonno batte stivai, veniamo un tocco con de terra se compriamo una macchina, un'auto e una bicicletta. Poretto del nonno. E che il ditato lì le fin giorno nel cui quando batte a sbotta, né? Quando batte a sbotta perché è il more, no? Verità. Proprio così. Ma provare dopo il piccenino innocente che l'ha attratta in faccia del nonno. Del nonno. Quasi che il more vi pensa, sì, il more del buon. In nome da modello Penei di Bento Gonsalves, struconassa famiglia c'è con pala, qualche tipo di Penei, qualche bitola, ti catti quante a modello Penei. E che abbiamo supermercato polivalente in Santa Rosa e mercato Vittoria qua del Serafina Correa. Giusto così? Maestro, mi varia caro che ti in nome della Migi Plus, gara su per tutte quante le bestie, in nome del Botta Super Leve Baspan, in nome del supermercato polivalente, da Vodka Raisca, da Rede de Postos Buffon, da Pian Alimentos, da Son Parcangati e Pesi, Modello Penei de Bento Gonçalves, Vinicola Vanisul e Lojas Paludo, que adesso che nella campagna solidária de um tênis. O tênis que você não usa mais, leve para uma das lojas Paludo. Aqui em Serafina tem as lojas Paludo que estão recebendo esses calçados que você não usa mais, que serão doados para o CRAS. E tem mais, na compra de um tênis novo, ganha 10% de desconto, exceto aqueles que já têm o desconto da loja. Paludo, sua moda, seu estilo. E essa promoção vai até o dia 13 de março. Va bem? Maestro, getto una storietta, ti? Quei casi vol storie. Vol storie. Sì, darete il microfono, vediamo. Che incontiamo allora una. Sì, vediamo. Mi piace tanto il libro di Nanetto Pipetta. Ah sì, Sì. Te ogè? Logò. Mi logò ancora intatto. Mi che no consegui un mero nuovo perché a Ux de Caxias do Sul l'ha fatto una edizione nuova tipo perché non c'era più libri era vecchi sì, e allora che sei un ben pulito che da per leggerlo. Mi piace leggere di vez in quando il libro di Nanetto Pipetta, ma ancora mi piace di più leggere le storie che tutte le settimane Piero Parenti le scriveva sopra Nanetto e le pubblicate al giornale Correio Rio Grande, a pagina Vita e Storia e Frotole di Nanetto. Mi piaceva leggere Corriere al giornale di Adrito la prima, anche amica, prima cosa, mica non una muccia dei giornali. Pedro Parenti
per chi che non sa, era un avvocato e lui è morto. Però lui fa il papel di Nanetto Pipetta. Ecco. Sì. E scriveva solo questo personaggio, storiette tanto ingrassate. E una l'ho messa via, perché mi pare di vederla, la storia che lui ha scritto. E immaginartela. Come te la immagini, te vedi a scena di questa anima, che era Nanetto Pipetta, che lui si immagina così che era come un toso, meno bauco, ma anche furbo, ma le aveva tutte attorno, ma era un personaggio... Tipo Pestigna o Pimentigna, quei film lì che senza voler raccontarsi le cose, mai o meno così. Proprio così. E allora sto Nanetto Pipetta, ha contato Piero Parenti, che l'è andato in città. Sì. E là, mai andato in città, no, sto toso. Allora è andato e là che andava via Vieni qua un pochettino, maestro. Fin qua. Così. Là. Fuori dei patrocinatori là. E allora? E allora è andato in città e ha scampato a fare i suoi bisogni. Pensa che era un toso che aveva mai visto tanta gente in una muccia di case e sentiva dire, conosceva qualche cosetta, cosita, che scampava a fare i suoi bisogni, come si dice il giorno in cui è il numero 2, no? Il numero 1. E allora va un dove fa ok, lui costuma in colonia che andava la molei in mezzo a capoeira. Sì. Allora il Varda cosita, il Varda, e che era tipo il convento dei frati. Oh. E il convento dei frati era una casa grande, cercata con un po' di piante, tipo parea un poco di matto, un poco di piante così. Gadita, ma là vuol dire che sarebbe il posto giusto di mimolarla, no? Sì. Allora il ciappa, il salta entro per sora via a cerca che ghinera, no? Ed è andato in mezzo alle piante, se ha sconto l'alza, che ha sbassato e il gattiratore e braghi ha molata là. Sì. Allora le resta aliviato con la gamolata perché era tutto appressato come, sì, no? Appurato. Dopo molata, dopo fatta, e ga invia a pensare che sono, il ga guarda in drio, il ga visto sto muccio, e il ga dita e adesso qua se viene fuori un frate, magari medo impressa, che pesta addosso, il sbrissia e il casca intera il se fa mal, no? Madonna! E il ga guarda in volta così che erano 2 giornali là da rente, sì. E lui ga pensa, mi ciapo, la cato su, la infagotto del giornale e corrivo fuori, la butto via. Ah, sì. Che allora nessuno se ne ricorda che l'avevo fatta qua dentro, no? Maria Santa. Immagina tutta questa scena. No? Sì, cioè. E così l'ha fatto, l'ha fatta su, messa sotto un braccio per disfarsar via, no? E salta fuori e via, lei va in mezzo a strada e ha visto che davanti così che era, ma lui aveva mia capito pulito cosa che era, ma che era una blitz de polizie. Madonna santa! Che era le polizie e l'altro andare in cerca di qualche maconiera, di qualche cosa così. Sì, che no? è qualche mestiere sbagliato. Stare attento alle persone. E loro era proprio Dio far quella. Quando che ha visto sto toso Dio andare col fagotto sotto il braccio, sì. le ga pensa subito, qua, le quell'altro. Le quelli va il pacotto sotto il braccio, lui va a fare e va a venderla in qualche parte, lo ha ciappato subito e lo ha brincato. Maria Santa. Lo ha brincato e gli ha tolto il pacotto subito. E lo ha parato da rente a camionetta noi che era firmi e aveva una balanzetta e ha piantato il pacotto insieme alla balanzetta. Allora uno di quei come quel che comandava e gli ha detto 900 gramma il pacotto e gli ha detto però dimmi cioè restai contenti perché gli aveva ciappato sto trafficante col pacotto, no? E la gaccia e allora gli ha tolto e l'uno gli ha capito niente gli ha tolto e gli ha pesata. Sì. Quando il ha tolto da tirento verdere il pacotto sì. Gli aveva cattato. Quando gli ha visto cosa che l'era e venisti fuori gli ha taccato darghe botte a Nanetto. A lui. E gli ha dato una fila di sventole a Nanetto e lo ha para fuori lo ha para via e lui si è tolto sul cappello e gli ha pensato sopra ma mi hai dato perché? Sicuro che mi ha dato perché non gli ho fatto 1 chilo. Perché sarà che mi ha dato? Lui gli ha pensato, mi ha dato perché non gli ho fatto 1 chilo. Questa è una storietta tanto che tin Nanetto Pipetta, bravo, che bravo. Getto una sonada appunto là, Josiel. A prossima sonada
de Jacir Grando. Quando Jacir finisse a suonare, mi e Marco che femo una qua. Opa, Ah sì, allora al sì. vivo. Opa. Vai là, suonate! Adesso vi conto una storia di mia mamma e papà, di quando si era in colonia, Madonna cosa gavon tribula. Di quando si era in colonia, Madonna cosa gavon tribula. Mi pare che una gamba spaccata e anche un occhio sbusato. Resta una brutta scornata, Madonna, di un boy che l'era in rabbia. Resta una brutta scornata, Madonna, di un boy che c'era in Guarita della mia mamma, tanta ghina passa, rendata tolpa del fondo, Madonna, la ego gabbia magna. Rendata tolpa del fondo, Madonna, la ego gabbia magna. Il mio fratello più vecchio, le anni che le marita, ancora strinsi di schiena, Madonna, di scuria delle pupa. Ancora strinsi di schiena, Madonna, di scuria delle pupa. Il mio fratello di giorno è stato il più facciato. Mia mamma la se magra, Madonna, di tanto che cacciuccia. Mia mamma la se magra, Madonna, di tanto che cacciuccia. Mi gabbiana sorella, guaglia boia de Laura, chiasea sol festa e baile, Madonna, la panza sega giunfa. Chiasea sol festa e baile, Madonna, la panza sega giunfa. Adesso finisco la storia, e se pura verità di tutta la nostra vita, Madonna, e adesso mi son fermato. Di tutta la nostra vita, Madonna, e adesso mi son No, cassonata qua è bella, Lula che ha fatta una volta col violon. Ma mi mega piace sto gran tanto. Già sì, sto conasso a te tutti quei là
Erechim, Aratiba, Barra do Rio Azul. E tutta la regione lassù. La regione che italiani, che ha desbrava, che ha tratto doppianti, che ha monti e che ha lavorato tanto gli antenati su lì, Tanto. Sì, gran tanto. Ma Jacir fa di tutto. Sì. Canta, il compositore, suona. Programma del radio, fa cultura, fa un po' di tutto. Struconasso a lui, Va bene? Ma femo anche un'altra una. Quale? Perché non altri che avevamo un repertorio di 6 ore. Una volta abbiamo suonato un baile 6 ore, ti pensi? 6 ore è poco. 6 ore e senza intervallo, che mi ha fatto intervallo. Ma talmente che fatto fin sgranfo su Paidei. Sta rossa. La lingua che non sentia più neanche, di tanto cantare. Mi ricordo bene. Che il Ma baile dopo là. una volta là che abbiamo suonato. No, dopo Deo, va, andiamo. 6 ore Sì. No. Ma infine femo che? Vacchetta negra, né? Vacchetta negra? Será preta, che siamo buoni? A vacchina preta de Bruno Neyer dos Tres Cirus. Sì. Che è benvenuti. E benvenuti che hanno fatto la lettera. A Nedì Teresina Locatelli, mi ha incentivato. Anche lei la aiuta. Sì. Noi altri cantiamo da nostra maniera. Abbiamo becche fatta qua, ma chi che mi ha visto e anche le buone è importante. Allora un'altra suonadetta, ecco, cosita. Com'è che comincia? Avemo la casa, una vacchetta negra, roba da matti, ga 5 tette. Avemo la casa, una vacchetta negra, roba da matti, ga 5 tette. Questa vacchetta è la nostra salvazione, con la sbranchetta di erba la impiedisce il mastelone. Questa vacchetta è la nostra salvazione, con una sbranchetta di erba la impiedisce il mastelon. Gnon gnon gnon, gnon gnon gnon. La tetta numero 1 del formaio e la pana, la seconda del pupà e la terza della mamma, n'altra la sede dei putei e il latte della quinta tetta lo vendemo alla terra quando a cosa resta stretta. Avemo la casa, una vacchetta negra, roba da matti, ga 5 tette. Avemo la casa, una vacchetta negra, roba da matti, ga 5 tette. Questa vacchetta è la nostra salvazione, con una sbranchetta di erba la impiedisce il mastelon. Questa vacchetta è la nostra salvazione, con una sbranchetta di erba la impiedisce il mastelon. Gnon gnon gnon, gnon gnon gnon. Quando capita la casa, gente pa' impienir la panza, non che femo neanche abado, la tegavemo abbastanza, ognuno con la sua tetta, e il mestiere non scambia niente, e la tetta della terra, non chiedemo alla gente. Avemo la casa, una vacchetta negra, roba da matti, ga 5 tette. Avemo la casa, una vacchetta negra, roba da matti, ga 5 tette. Questa vacchetta è la nostra salvazione, con una sbranchetta di erba la impiedisce il mastelon. Questa vacchetta è la nostra salvazione, con una sbranchetta di erba la impiedisce il mastelon. Gnon gnon gnon, gnon gnon gnon, gnon gnon gnon. La vacchetta negra, calissimo! Nostri patrocinatori culturali, torniamo in seguito, vai là!
caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco che spettacolo, che maraviglia, ritorna il nostro filo italiano di stasera. Marti che venga abbiamo ancora filo italiano, dopo il giorno 1 e 8 se fermemo e il giorno 15 ritornemo, cari da Dio. Ben, il prete Ezechiel Dal Pozo, lei nascesto in maio del 1979 al Paraí, un piccolo municipio qua da Serra Gaúcha con 7.000 abitanti, qua è Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. Lui è cantor, compositore. Il prete Ezechiel è un grande amico nostro e che ha fatto 5 CD, che ha fatto un DVD e infatti che ha venduto più di 100.000 copie. Lui canta tanto bene, è agradabilissimo per le persone, le nonne che piace gran tanto, la gente, le famiglie, le sue parole è sempre agradabile, vero? Ma infatti adesso il giorno 20, adesso qua, che viene in febbraio, e fa 15 anni di sacerdozio. Lo ascoltiamo. Olá, meu caro Maróstica, ouvintes, Padre Ezequiel falando. Então, no dia 20, vou celebrar 15 anos de padre em Caxias do Sul. Então, os ouvintes também que acompanham o nosso trabalho, que já nos conhecem, que de alguma forma fazem parte da nossa história, podem estar sintonizados conosco na oração, na prece. A oração tem uma força muito grande de criar uma sintonia com o bem, com o amor, com a verdade. Por isso conto com a prece de todos. Abraço Maróstica, abraço a tutti quanti. Deus abençoe. Va bene, struconasso al prete, Ezechiel, un struconasso a lui, sua famiglia, a tutti quanti qua del Paraí, vero maestro? Ascolta, noi che abbiamo Cucagna Scuola del Italiano, vuoi mandargli un saluto a tutti quei chi se casa, che ti idea comprarti un libro del nostro italiano? Ecco, noi lo mandiamo per il correio, costa 52 reais qua a Rio Grande do Sul e 60 reais fuori del Rio Grande. Questo libro, Cucagna Scuola del Italiano, te puoi comprarlo e dopo ti fai un pix, ti giuti la sodita, ti giuti il movimento del italiano, mi è vero, e ti puoi guadagnare questo libro, guarda lì, ecco, così sì. E adesso andiamo alla scuola del italiano. Chi che viene lì, maestro Ferro? Con che? Verbi? Verbi ausiliari. Sì, guarda. Indicativo del presente con Jastiano Ecker. Devo vedere? Se dice, no?
Vai là. Sì. Ciao, tutti sani? Adesso sì, in questo video noi andremo a fare la prima conjugazione dei verbi. Andiamo a vedere il verbo essere, gaver, star e restar. Questi 4 verbi ausiliari cominciamo per il modo indicativo tempo presente. Ma prima di guardare questi verbi bisogna dire che, d'accordo con quello che abbiamo imparato, abbiamo delle varianti per congiugare i verbi. E per essere più facile andiamo qua ad operare una sola maniera, ma te puoi cattarghi fuori le altre varianti sulla nostra grammatica per cei e grandi. Sì, la grammatica della Cuccagna Scuola d'Italiano. E adesso sì, che sappiamo che abbiamo delle varianti, andiamo a leggere insieme questa tabella. Modo indicativo, tempo presente, verbo ausiliar essere, mi, son, ti, te, si, lu, il ze, ela, la ze, noantri, semo, valtri, si, lori, i ze, lore, le ze. Verbo gaver, mi, go, ti, te, ge, lu, il ga, ela, la ga, noantri, gavemo, valtri, gave, lori, i ga, lore, le ga. Verbo star, mi sto, ti ste, lu il sta, ela la sta, noantri stemo, valtri ste, lori i sta, lore le sta. E verbo restar, stesso modo indicativo, tempo presente. Mi resto, ti te resti, lu il resta, ela la resta, noantri restemo, valtri reste, lori i resta e lore le resta. Ma queste, come ho detto prima, solo una maniera di parlare. Abbiamo tante delle varianti che ti cate fuori dalla nostra grammatica per cei grandi. Ma immaginarsi mettere che qua in tabella tutte le variazioni, solo che in tel noantri, per esempio, in tel verbo aver, noantri gavemo, noantri gemo, noantri gavon, noantri gon, allora sarebbe massa difficile di capire. Lo stesso va a succedere per i prossimi video che ti aspetto subito. Maraviglia, già siamo! Strugonasso a tutti quanti, quei che piace da vedere come che è il nostro italiano. Maestri, quei che insegna, studianti, quei che impara. Qua noi abbiamo il dovere di mantenere questa parte culturale per via della assodita e dei maestri che insegna il italiano. Origine dai cognomi Zago. Sti giorni qua noi siamo andati a Marcelino Ramos, mio cugnato che ha perso suo papà, 81 anni, cioè, Lorenzo Zago. Allora sentimenti alla famiglia di mio cugnato Zago e tutta la sua famiglia. Là abbiamo visto una comunità che era tanti favero e che era sua mamma di Zago, di Vanius, mio cugnato, e a famiglia Zago. Allora abbiamo pensato, sempre da famiglia Zago, a videira. Che è una comunità che ha tanti Zago là, che ha creato la Zagolândia, né? Che ne a Chapecó, Zago che ne per tutti i cantoni, Sosio De Vanius che è là di Concordia, vero? Raffaele Zago, so così, ma infatti che c'è tanti cognomi Zago. E il cognome Zago è il pol venire di una parola veneta Zago, che è compagno a Macolo, ossia diacono. Sì, è lo che è il diacono. Può avere origine anche dalle città di Massanzago, Lorenzago o Casago, vero? Ecco, proprio così. E il significato, secondo Franco Saccardo, che ha peschisato questo, Zago potrebbe essere una persona che aiuta a aiutante o celebrante del lavoro religioso. Importante questo. Coroigna, diacono, può anche significare la persona
che vi vesto e che se stata da star ho fatto il lavoro per altre robe nelle città di Massanzago, Lorenzago o Casago. Guardati, diffusione secata famiglie col cognome Zago in tutte le città e province della regione del Veneto. La distribuzione o la geografia del cognome Zago nella regione Veneto, Treviso, Padova, Venezia, Verona, Rovigo, Belluno, Vicenza, infatti, per tutti i cantoni che ne Zago, che ne un pesto, come si dice, va bene? Dai Zatti, da che ho fatto de un cugnà, vero? Adesso fa de che altro, de Giulio Zatti. Il cognome Zatti ha origine alla città di Firenze, nella regione Toscana. La famiglia Zatti della Toscana la era tanto siora, e già era famiglia tanto siore e potentissimi, fortissimi, secata notizie dal 1313. Pian pian il cognome Zatti si ga spaià, verto per tutti quanti i cantoni, per tante regioni dell'Italia. Adesso secata tante famiglie col cognome Zatti nelle città e province della Brescia, Lombardia, Padova e anche in tanti del Veneto. Ecco, proprio così. Ascolta, adesso scambiamo, veniamo qua a Casca. Mando un saluto a Celso Cupini, di Rede Gaúcha dei supermercati. Ascolta, Associação dos Suinocultores de Casca promove a 26ª Saga del Porco dentro do aniversário do município de Casca e chamemos para invitar Gaúcho da Fronteira. Alô, meus queridos amigos da cidade de Casca, aqui no Rio Grande do Sul. 19 de fevereiro estarei com vocês aí, participando do aniversário da cidade. Festa bonita, espero um grande povo para nós fazer mais ou menos assim, ó. Nasci nella cidade e mi casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Dia estranhei os carinhos dela, e eu disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Eu fora, não me fiz uma trouxa e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Oh, Gaúcho da Fronteira. Ma parlare vou-me embora. Andiamo? Una volta che c'era una famiglia di signori pieni di soldi, e che aveva una serva. Una serva? Sì. E la serva e la laurea, pensei così, mi tocca a guadagnare di più. Perché che laurea? A laurea, allora che pensava, ma fa come domandare la mia parona, che mi dai aumento, che mi paga di più. E pensa, non di là che ha fatto coraggio, un co che domando. Ho detto, parona, mica pensare. Non adianta, mi lavoro, mi catto che sono brava e mi fa tutto quel che occorre fare, mica varia caro che mi aumentessi il mio salario. Su. La parona. La caccia fa un spaurone quasi che dai un brutto cor, che accrepe, che dito. Dammi 3 idee o 3 cose al manco, motivi per convincermi di che posso darti questo aumento, perché se no non vedo come. La che pensare, che ha detto, guarda, mi cusino ben meglio che te. La parola che pensava che ha detto, ah sì chi che te ha detto? Vostro uomo. Oh, la restata così. Ben, un altro. Buono, ha detto, mi passo ferro e doppio la roba e la metto via, ben meglio che te. Chi che ti ha detto? Vostro uomo. C'ho il mestiere ladrillo, c'ho 2, è stata così. Un altro, buono, ha detto, mi te letto, sono 1000 anni, 1000 volte meglio di te. Chi che la, detto? la parona, la gabbia, la manda a destra, la che ha detto, che ti ho detto? È il vostro scioferista.
Indovina. Tocca a dargliela. Dato l'aumento te ora. Vai Tasi, Modelo Penai de Bento Gonçalves con la sua famiglia Cecon. Sì, e supermercato Polivalente Santa Rosa e supermercato Vittoria qua de Serafina Correa. Marco. Dopo di questa C'ho ma guarda che stricca. Canudos do Vale. Canudos do Vale lo den due? Sì, Canudos do Vale. Oh, Josiel, fammi un favore, sentite dove, guarda là, fammi una... Serafina Correa. No, pian pian, Canudos do Vale, dove è lo Canudos do Vale? Canudos do Vale, è di Mussum? No, mi vou continuando, dopo voltemo. Tá, dopo torniamo Barão do Cotegipe, Marmeleiro, Farroupilha, Quilombo, Tapera, Nova Prata, Nova Araçá, Nova Roma do Sul, Centenário, Curitibanos, Concórdia, Sananduva, Taió, Santa Catarina, Oro, Santa Catarina, Novo Hamburgo, Palotina, Coronel, Vivida, Horizontina, Renascença, Barra do Rio Azul, Tijucas, Montauri, Xaxim, Água Santa, Ribeirão Pires, Montebello do Sul, Campinas do Sul, Eldorado, Paraí, Guaraciaba, Encantado, Planalto, Mugimirim, São José do Ouro, Belluno, il diocista Daniele. Là in Italia, Belluno. Bellunesi nel mondo per tutti i cantoni. Daniele Marchioro. Ciao, te vai a dormire tardi, tia. Siderópolis, Sorriso, Mato Grosso, Faxinal, Nova Brescia, Curitiba, Francisco Beltrão. Tante città anche stasera. Sì, ciao. Ora ti vede, venisse tutte vedere. Sì, ciao maestro, ma guarda che eleganza che è maestro Ferro, guarda. Ma noi siamo tutti eleganti qua, idea. Mi metto in mezzo anche a me, vero? Sì, maestro, quanti anni ghetto? 47 come te. 47 come me. Sì. 47 anni, ti 40? 46. Contare così conta anche a me. No, altri 2 47, ti 46. Ecco, maraviglia. Marti che viene, che abbiamo lanzamento di una sonata. Oh, la testa bianca, Tosi. Sarebbe il paron della barca è un testa bianca. Allora vieni qua a fare lanzamento. E il vin che paga il testa bianca. Sì, allora Marti che viene. Roger Trevisan. Marti che viene pare ceve che torna in da praia e viene con viene con forza, vigore. Viene con descansai, ciò. Sì, proprio, maraviglia. Ma vara qua a parlare della età delle persone. Sì. Non è più l'anno di fabbricazione, e sì il stato di conservazione. Maestro Ferro! Il discorso pianeta là. E l'anno che si dice non è più l'anno di fabbricazione, ma sì è l'anno di conservazione. Il stato di conservazione. Bella. È quella che conta, no? Ma piegarsi in tutto che... Ma non ti hai visto ancora persone con 40 anni? Venire pronte per parchi che ne hai 90? Allora adianta che verga ne 40? Sì, che ne era andati a consultarsi, no? E allora lei va là intero. Detto, il dottore Gavardai ha detto, ciao, e allora sì, giovane o vero? Quanti anni hai detto? 66. Dio ne aveva detto, come che ti si intierasse così? Vinga mattina, vinga mezzì, vinga sera. Veramente, vieni in altro la sfigura, svenire, strassinato. Quanti anni hai detto? 41. Come che maniere lì? Donne a mattina, donne a mezzì, donne a sera. Ho letto una frase in cui così che dice che le donne hanno so quanti gigas di memoria, come si dice? Chi si ricorda di gigabytes. È proprio così, ma muccia, è elevatissimo. E non ti adianta discutere con loro, perché loro se ti discutissi stasera e ti viene in mente una che ti ha fatto mia giusta del 2004 e te la impianta a faccia. E le rece. Ascolta da distante, Sì. No, ok. Tipo in diretta che storia. Sì, mettete. Te pensi è bello di ascoltarti. Mi ha bisogno di pensare, mi solo dico, sarà che mi di ascoltarmi niente? È così. Va bene, mi mando un struconasso a quelli della a Dilnet, provvedore di accesso internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus che fa rason per il vedel, per le vacche, polastri, porchi, piegore, cavalli, qualche tipo di bestia.
manco para cani e gatti, vero? Cani E e gatti. pensi che loro se la pian alimentos qua de Paraí, vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, rede de postos Buffon, abastece qua, fammi un santo don favor, dopera produtti i lavori da rede del posto Buffon e di nostri patrocinatori, pian alimentos, con parla, modello Penei de Bento Gonçalves, struconasso a famiglia Cecon, Agostinho, struconasso a ti, a Gustavo, a Igelso e tutta la equipe che lavora là, che abbiamo la vinicola Vanisul de Flores da Cunha, ecco, e Lojas Paludo. Um saluto a Camilo, tutta quanta a sua família, a Paludo a campanha solidária, tênis da Paludo, você pode deixar nas lojas e eles farão uma entrega para o pessoal do CRAS, para doação, é uma campanha, e se você comprar um tênis, ganha 10% de desconto, menos aqueles que já têm o desconto, va bem? Ecco, Paludo, sua moda, seu estilo. Mi gavaria caro de parlar qua, metti il pix del Tosetto lì, può essere cosita, para di parlare della campagna che stiamo di fare qua a Serafina. Ah sì, mi tocca star ben qua. Cosita Marco? Sì, sto ben qua, sto ben che qua. mi fa amico. Allora, no, ma te puoi venire, No, vieni è che te vai qua, parlare, te vai no, parlare. vieni qua. Allora stasera del santuario, no, che abbiamo accesa, qua a Serafina, che è il santuario della Madonna del Rosario, che sta na messa, a Gisa Madonna Zendata, qui tosatei, perché Francesco è collega de scuola del Felipe, Então, a igreja estava lotada, porque as pessoas estavam rezando pela fé, pela coragem, pela esperança, ecco, de que essa criança volte a ter a saúde como ela merece. Então, sou Felipe Rec Panisson, tenho 5 anos, sou serafinense, estou internado desde o início de janeiro, quando descobrimos uma meduloblastoma. Meduloblastoma. Mi è facile da parlare, mi è vero maestro? Fica sì maestro. Sì. Grau 4, então, tumor maligno e muito agressivo. Então, já passei por 2 cirurgias para a retirada do tumor que estava na cabeça. Porém, infelizmente, a doença se espalhou pela coluna e medula. Meu tratamento é longo, invasivo e muito forte. E iniciei o tratamento com quimioterapia, agora radioterapia e o transplante de medula. Então vai muita grana, vai muitos custos, a família está empenhada na saúde do Felipe, certo? Então a esperança, a fé é que nos move, né? E nós, né, podemos ajudar essa criança. Então tá aí a chave Pix, que é o e-mail, é do Felipe Rec Panisson, @gmail.com. Doe qualquer quantia, mas não deixe de ajudar essa criança. A família agradece, nós serafinenses também agradecemos. Está correndo uma rifa também para ajudar essa criança, né Marco? Bem cosita. Va bem? Bem. Finimos o programa. Allora metti in avanti a conscienza e aiuti con qualche quantia che è importante. Maestro, cosita? Proprio così. Vuole essere? L'idea che è una cosa che tutti dobbiamo fare nella nostra parte e aiutare qui che ha il problema, mia facile, mia vera. Sì. E chi che non avrebbe caro di vedere un bambino, un angeletto di qui là, ben di salute. Ben di no? salute, tanto bello, maravilha. Josiel Sensi, nostro tecnico, un ringraziamento speciale. A Valti che mi guia accompagnare, nostri patrocinatori, Valti che avvia scompartito. Marti che viene, allora saremo qua. De nuovo. Con una sonata nuova, Allora a tutti quanti un struconasso! Ciao, salute! È con Jacir adesso, Jacir El Fenice, il nostro filò. Vai là, ciao! Triste e pieno de dolor, e se un botto
Usata em mais 8 café, navega meu pensamento. Usata no taia e café, tu café se bem così. Usata te si tanto bella, mi piace anche a me. Il fuoco quando si smorza, nella cendre resta il calore. Il mio cuore quando è l'ama, intacca la fiamma dell'amore. Usata no taia e caffè, tu caffè se bei così. Usata te si tanto bella, mi piace anche a me. Se mi sapesse isolare del mondo che non ha fin, daria tutto il mio amore per vivere insieme con me. Usata no taia e caffè, tu caffè se bei così. Usata te si tanto bella. Mi vuoi ringraziare a tutti del Filò Italiano e l'amico Marostica allora che mi ha invitato per partecipare di questo Filò. E allora ringrazio tanto e a tutti quanti. E allora fino un'altra volta, se Dio vuole, un addio a tutti quanti. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.